Europa verso recessione record, così la Commissione UE, PIL italiano a meno 9,5%, Gentiloni nel 21 ripresa parziale. Conte, la crisi sarà dolorosa, in settimana decreto da 55 miliardi, possibile l'anticipo di alcune riaperture al governo fino al 2023. Migranti, tensione 5 Stelle Italia Viva, Bellanova, senza sanatoria, valuto dimissioni, PD serve soluzione, centrodestra non è priorità. Contagi in calo costante, poco più di 1000 i nuovi casi, gli esperti avvertono è l'ora della responsabilità e della cautela. Stati Uniti, 71.000 vittime, Trump in pubblico senza mascherina, riaprire subito anche a costo di più vittime. Alla riscoperta della grande bellezza del nostro paese parte il censimento del FAI dei luoghi del cuore. Tra i beni da tutelare e valorizzare quest'anno ci sono le aree interne montane. Buongiorno al TG1. L'Europa è di fronte alla peggiore recessione dal dopoguerra. Ad affermarlo è la Commissione europea nella presentazione anticipata delle previsioni economiche di primavera. Per il 2020 è annunciato un PIL in picchiata nell'Eurozona. Per l'Italia si tratta di un calo del 9,5% con un rimbalzo nel 2021 di oltre il 6%. La Commissione avverte che senza azioni comuni sono prevedibili gravi distorsioni al mercato unico. Il servizio di Francesco Di Mario.